qui su Radio Libertà. Allora, saranno questi giorni di nostalgia, che poi nostalgia non è, come abbiamo chiarito più volte, è la rievocazione di qualcosa di vivo che Umberto Bossi pose per primo al centro dell'agenda politica italiana, cioè la questione dei territori produttivi, la questione dei vari squilibri su cui era costruito un falso equilibrio del paese chiamato centralismo. Ma sarà per questo, ma ci è venuta la curiosità di soddisfare la domanda con cui ci eravamo lasciati nel dibattito, nel nostro speciale sul referendum condotto da Antonino Danna, che ringrazio, a cui passerò la parola di nuovo alla fine di questo spazio. Cioè, la domanda era sarebbe interessante guardare come ha votato il Nord, come hanno votato le regioni del Nord questo referendum, non ovviamente per negare, occultare, sminuire l'esito del referendum medesimo, che è una sconfitta chiara, acclarata, autoevidente del fronte del sì. È una vittoria chiara, acclarata, autoevidente del fronte della conservazione, dello status quo. Direi una vittoria molto più dell'ANM che dei partiti del campo largo, che sono ormai la costola dell'ANM. Ma questo è un altro discorso. Però è interessante, no, capire come si sono espressi quei territori, per molteplici motivi, non fosse altro che si parla dell'architrave economico del paese. E allora siamo andati a vedere al momento sul sito di Eligendo, il sito a cui si appoggia il Ministero dell'Interno per aggiornare il responso sul voto. Ebbene, in Lombardia attualmente siamo non alla totalità delle sezioni ma vicino. In Lombardia vince il sì col 53,67% in questo momento, no al 46,33%. In Veneto al momento vince il sì col 58,41%, il no è al 41,59%. Anche in Friuli sta vincendo il sì, qui siamo proprio quasi alle intere sezioni scrutinate, 54,47% per il sì, 45,53% per il nord. Per il no, scusate, lapsus freudiano o bossiano, mettetela come volete. Aggiungeteci che a rinforzo che c'è sull'esito referendario c'è comunque un testa a testa anche in Val d'Aosta Trentino, che comunque è diverso dalla tendenza nazionale, che invece è consolidata per il no, e questo qualche osservazione la pone, perché i numeri hanno il pregio di essere ideologici, di raccontare qualcosa indipendentemente dai gusti, dalle inclinazioni di chi li osserva i medesimi numeri. Allora, il dato di partenza è che l'area produttiva del paese, quella dove esistono, spesso ahimè sopravvivono filiere intere, filiere economiche fatte di professionisti, piccoli imprenditori, artigiani, imprese diffuse, i capannoni della Brianza, i capannoni del Veneto, che si scontra quotidianamente con le attuali storture dell'attuale assetto della giustizia italiana. Questo avviene anche in altri territori, ovviamente, dove peraltro ci sono anche altre criticità magari per le imprese suddette, ma nel nord c'è tutto un grande comparto, c'è un dato antropologico che corrisponde a quel popolo produttivo che quotidianamente incontra le storture di un sistema che si vuole accusatorio ma spesso inquisitorio, di una compenetrazione tra chi ti accusa e chi ti dovrebbe giudicare, di un pregiudizio spesso politico che non ha a che fare magari col merito della contestazione rispetto a chi produce, rispetto a chi combatte nella trincea dell'economia reale in un paese ancora troppo statalista, troppo centralista, troppo costruito sul semplice saccheggio via dell'economia reale, no? E non sul creare un habitat a sua misura. Ebbene, questi territori qui, che sono fatti di questo dato antropologico qui, indipendentemente poi da cosa si vota nell'urna come partito, ma questo è il dato antropologico dei territori in cui il sì vince e o stravince. Questo ci racconta un disequilibrio del paese di cui non si può non tenere conto. Domani non ne parlerà nessuno, sono pronto a scommettere sui giornaloni, perché sarà tutto un legittimo, giustificato peana per la vittoria del no. E però esiste, attenzione che sto per scomodare una parolaccia, ma esiste una secessione
concessione elettorale riferita al referendum sulla giustizia, perché di fatto in quei territori c'è l'esito opposto a quello nazionale. Qualcosa vorrà dire ai comprensibilmente eccitati aedi del no, ai custodi dello status quo, di quella che qui su Radio Libertà abbiamo chiamato magistratocrazia, che avranno i loro legittimi giorni di euforia, poi dovrebbero però riflettere su questo dato, perché non so quanto questo squilibrio sia sostenibile sul lungo termine, e su questo deve riflettere sicuramente anche il fronte, tra virgolette, politicamente perdente, anche se era un referendum in teoria sul merito, ma politicamente perdente, che è il centrodestra, rifletta su questo, perché quel dato antropologico lì è anche quello da cui ripartire probabilmente, anche rispetto a delle edulcorazioni o a delle politiche che si vogliono ancora più incisive sul punto di vista fiscale, dal punto di vista dell'habitat per le imprese, dal punto di vista del disboscamento della burocrazia, insomma delle parole d'odio di un centrodestra che voglia fare per esempio la rivoluzione liberale. Mi sto dilungando, non voglio scomodare lo scibile umano, ritorno al dato. Nei territori produttivi, nel nord produttivo, vince o stravince il sì. Cari amici, festeggiate 1, 2, 3 giorni, ubriacatevi, fate quello che volete, ma con quel dato prima o poi dovrete fare i conti. Grazie a tutti, a domattina.